L'ipotesi di Raja Nainggolan alla Fiorentina cresce ogni giorno di più. Certo non sarà facile visto l'elevato ingaggio del belga, ma con la buona volontà di entrambe le parti potrebbe concretizzarsi l'affare. Una sfida nuova dopo Boateng e Lirola, un altro colpo ancor più roboante, un segno della presenza del nuovo presidente Rocco Commisso. Il centrocampista ha uno stipendio da 4,5 milioni di euro, ben oltre il doppio del massimo stipendio dell'attuale Fiorentina. Una cima, quei 4,5 milioni, che non può essere raggiunta dalla nuova proprietà viola. Il secondo scoglio sono le aspettative del giocatore. L'Inter ha già detto apertamente che il calciatore ex Roma non rientra nel progetto sportivo targato Conte. Per chiudere la trattativa servirà tanta pazienza e tanta buona volontà, ma la suggestione viola per Nainggolan prende sempre più corpo. Il Catalano Sport riporta la notizia secondo cui i rapporti tra Paris Saint-Germain e Barcellona si starebbero inasprendo per colpa di Neymar. L'attaccante del PSG, infatti, avrebbe deciso di non giocare più nessun amichevole con la maglia del club francese, fino alla chiusura del mercato, che in Spagna resta aperto fino al 2 settembre. Sport parla di un presunto accordo del brasiliano con il club spagnolo per vincere la resistenza della squadra francese. Resti a lasciarlo tornare al Barcellona. Secondo l'Équipe, comunque, il club blaugrana non avrebbe ancora presentato alcuna offerta ufficiale al PSG. Nella classifica dei 10 migliori allenatori della stagione 2018-2019 per il The Best FIFA Football Awards non figura nemmeno un italiano. Anche Maurizio Sarri, ultimo vincitore dell'Europa League con il Chelsea, è stato escluso. Figurano invece tra gli altri il tedesco Jürgen Klopp, vincitore della Champions League con il Liverpool, Marcelo Gallardo, vincitore della Coppa Libertadores con il River Plate, e Mauricio Pochettino, che ha portato il Tottenham alla sua prima finale di Champions League. Di 10 allenatori inclusi nella lista, i migliori 3 saranno votati dai tifosi di tutto il mondo sul sito della FIFA. I nomi sul podio verranno svelati al Best FIFA Football Awards, che si terrà il 23 settembre a Milano. Il settimanale Chi rivela che prosegue il progetto per la sitcom televisiva incentrata sulla vita di Francesco Totti e Ilary Blasi. Le riprese sono cominciate, ma per ora sarebbero stati realizzati solamente 2 episodi di prova per presentare il progetto alle reti. Sono invece stati confermati diversi ospiti che parteciperanno al programma. Per quanto riguarda i diritti televisivi, invece, probabilmente non saranno acquisiti da Mediaset. Pronto ad acquistarli ci sarebbe Amazon e anche altre piattaforme internazionali.